Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento, a questo webinar, benvenuti ai presenti e benvenuti anche a tutti coloro che sono collegati da remoto. Siamo a Job Orienta in Fiera Verona, siamo al salone più importante a livello nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Siamo nello stand di ENAIP Veneto, siamo presenti a questa manifestazione con un nostro programma culturale che è fatto di appuntamenti che si svolgeranno e si svilupperanno nei 4 giorni di rassegna, che hanno come filo conduttore quello slogan Human Tech, cioè la tecnologia al servizio della persona, dove la persona è il centro. Oggi il nostro webinar ha come titolo Digital Care, le competenze digitali per i caregivers e i professionisti della cura. Qui abbiamo con noi molti futuri professionisti della cura. Ed è importante rivolgerci a loro e anche a tutti coloro che sono collegati da remoto per parlare di questo tema, quanto la digitalizzazione aiuterà voi nel vostro lavoro. A parlare di questo ci saranno con me 2 relatori che poi si presenteranno, anzi lo faccio io. Il dottor Andrea Merlo, che è un project manager in ambito sanitario, è anche vicepresidente dell'Ordine degli Infermieri di Padova e, se mi permettete, è anche un autorevole formatore nei nostri numerosi corsi OS da numerosi anni. Poi c'è con noi la dottoressa Silvia Badon, che è Project Manager dell'area internazionale di ENAIP Veneto. Con loro affronteremo questo tema che ha due parole chiavi, caregivers e digitalizzazione. Caregivers, chi sono? Qual è la loro definizione? Questa parola è stata introdotta in Italia, poi ce lo dirà meglio Andrea, non da tantissimi anni. Chi sono? Qual è la loro definizione? Quali sono i ruoli che un caregiver può interpretare? Voi, futuri OSS, sarete dei caregivers? Sarete dei caregivers con un ruolo ben definito, ma ci sono altre figure che possono essere definite come caregivers. Pensiamo ai caregivers familiari. Andrea ci spiegherà se possono essere considerati una figura formale o informale. C'è una legge del 2017, la 205, che va a definire bene chi può essere considerato un caregivers familiare. E addirittura il Ministero dell'Economia ogni anno definisce un fondo a sostegno dei caregivers familiari, ma scopriremo come lo sarete anche voi nel futuro dei caregivers. Quali identikit ha il caregivers? Tendenzialmente i dati ci dicono che è donna. Ne parlavamo prima con Andrea. Tendenzialmente i dati del 2019 ci dicono che i caregivers hanno più di 50 anni, donne più di 50 anni, e che sono un numero impressionante in Italia. Si parla di 7-8 milioni di persone che possono essere considerate dei caregivers. La digitalizzazione è l'altra parola chiave. Perché è importante mettere insieme queste 2 parole? Perché
lo scopriremo, la digitalizzazione diventerà, lo è già, ma diventerà sempre più un supporto fondamentale nel lavoro quotidiano del caregivers. Che cosa significa? Avere delle competenze digitali ti permette di poter interagire con le piattaforme più importanti istituzionali, interagire con, per esempio, le piattaforme del Servizio Sanitario Nazionale, ma con le piattaforme anche istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS. Possono essere un supporto importante per voi che farete questo lavoro e per i vostri assistiti. Ma pensate al poter interagire da remoto con il medico, con la farmacia, con tutta una serie di strutture sul territorio senza doversi spostare, con una facilità di accesso alle interfacce notevoli. Ma potrebbero essere anche esperienze in cui poi magari Andrea ce ne parlerà, il supporto nel poter visionare filmati, piccole pillole che vi possono essere di aiuto nelle esperienze quotidiane di vita con l'assistito. Ma guardando lontano possiamo pensare alla telemedicina, ne parlavamo prima, il futuro, la telemedicina e la teleassistenza. Allora, queste due parole debbono trovare in quest'ora le migliori connessioni possibili. Vedremo come l'una dipende dall'altra, passando necessariamente dalle competenze digitali che ognuno di voi che opererà nel vostro lavoro verso a curare le persone, le competenze digitali sono alla base della possibilità di mettere in connessione queste due parole. Dico un'ultima cosa prima di passare la parola ad Andrea Merlo. Noi come ENAIP stiamo gestendo molti corsi per operatori sociosanitari, ma non solo, corsi per assistenti di studio odontoiatrico, e uno degli elementi costanti che troviamo in tutti i corsi è, magari non riguarderà i presenti, le scarse competenze digitali di cui le persone sono al momento dell'iscrizione al corso, all'inizio del percorso formativo, di cui le persone sono dotate. Non è che alla fine del percorso si sia diventati dei competenti in termini digitali, perché gli stessi moduli formativi sono, voi lo sapete, l'informatica sono solo 10 ore, ma questo deve diventare uno stimolo perché il percorso diventi costante e continuo nella vostra vita. Bene, allora, il primo intervento e la prima domanda che faccio è al dottor Andrea Merlo. Lui ci parlerà e ci inquadrerà la figura del caregivers. Successivamente faremo un passaggio importante perché scopriremo come questa parola e questo ruolo non è presente solo in Italia, è presente in tutta Europa, e il rapporto tra caregivers e digitalizzazioni è un problema, diciamo, che si pone a livello europeo. Per questo Silvia Badon ci presenterà un progetto internazionale in cui ENAIP ha un ruolo importante e in cui si sta affrontando il tema della digitalizzazione con una visione, diciamo, oltre i confini italiani. Quindi ci parlerà di questo progetto internazionale su cui stanno lavorando, poi torneremo a dialogare con Andrea
che ci parlerà dell'educazione digitale per le figure come le vostre, per i caregivers e per i professionisti della cura. Alla fine ci auguriamo che siano moltissime le domande che voi farete. Bene, Andrea, ti lascio la parola, ti presenti e... Grazie mille. Beh, grazie, tanto hai già dato una grande presentazione, è un piacere essere qui, con ENAIP che ormai mi appartiene da quasi 20 anni, diceva, quindi è quasi 20 anni che insegno per ENAIP all'interno dei percorsi dei sviluppi OS. Mi è piaciuto molto, mi piace molto Human Tech, perché vedete, tech, cioè la tecnologia e quindi poi anche la digitalizzazione, deve essere sempre al servizio della persona, quindi non dobbiamo mai confondere la tecnologia con quello che invece è la nostra azione verso la persona. E mi piace anche come ENAIP, io penso sia un pioniere, perché trovarsi qui oggi tra operatori sanitari e parlare dell'importanza della digitalizzazione nell'ambito della gestione della cura è uno degli elementi che è importante, non se ne parla veramente tanto, se ne sta iniziando adesso a capire l'importanza e l'importanza soprattutto, vedremo poi, della formazione dei professionisti e degli operatori sanitari proprio nelle competenze della digitalizzazione. Però per andare un po' con ordine, no? E quindi cercare di inquadrare l'argomento, voi sapete benissimo chi è il caregiver, ma dobbiamo partire da un concetto base che tutti i professionisti sanitari e gli operatori sanitari sanno: la differenza tra il to cure e il to care, cioè il curare e il prendersi cura. Sono due cose completamente diverse. Il curare è quell'elemento che viene impostato dal medico, dal fisioterapista, dall'infermiere, anche dall'OS, e quindi quel progetto. Ma poi, una volta individuato il progetto, chi se ne fa carico, chi si prende cura quindi di attivare il processo? Ecco, prendersi cura è un elemento importante. Il primo, a mio avviso, che deve essere responsabilizzato nel prendersi cura è l'assistito stesso, è la persona che deve essere in grado, educato dai professionisti sanitari, educato dagli operatori, ad attivarsi per autoprendersi cura, in modo che così è anche coinvolto nel processo molto complesso a volte di assistenza, no? E quindi non lo subisce. È lontano, no? La visione del paziente, ormai è un qualcosa che dà quasi fastidio, no? Essere paziente, subire il trattamento. Invece noi vogliamo capire, il nostro assistito vuole e deve capire cosa gli sta succedendo intorno. Ma non solo l'assistito, vedete, perché nel processo di cura, nel prendersi cura, i caregiver, cioè coloro che si prendono cura, perché questa è la parola, no? Il caregiver, coloro che si prendono cura sono chi? Sono i familiari, e quindi le persone che sono più vicine all'assistito, che devono anche loro sviluppare competenze nell'ambito della presa in carico, sono gli assistenti familiari, sono gli operatori, sono i professionisti sanitari, sono anche le associazioni, gli enti, cioè è un contesto molto ampio il fatto di prendersi cura. Un dato importante che è appena stato pubblicato in un position statement della Federazione Nazionale degli Infermieri proprio sulla digitalizzazione sanitaria, e è un dato della cronicità. 22 milioni di italiani soffrono di una patologia cronica. Di questi 22 milioni, 14 milioni di italiani hanno una patologia cronica grave. Di questi, 13 milioni vivono in zone remote con estrema difficoltà di accesso rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, perché parliamo quindi di digitalizzazione? Perché lo strumento digitale deve essere quell'elemento che è in grado di creare una rete di collegamento tra l'assistito e tutto quello che è il sistema sanitario e anche i caregiver in questo caso. E
la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è proprio quella di portare l'ospedale nelle case dei nostri assistiti. È quello di quindi attivare un'assistenza di prossimità, un'assistenza di vicinanza, ma vedete bene quant'è difficile attivare un'assistenza domiciliare così capillare per tanti problemi, no? Scarsità di professionisti, scarsità di risorse. Ecco che quindi lo strumento digitale può servire per iniziare quindi, se utilizzato bene anche dai professionisti, quindi anche dagli operatori, a collegare l'utente, a farlo sentire meno solo, a creare quei setting digitali, quindi setting assistenziali digitali che gli permettono quindi di mantenere una corretta presa in carico nel processo di cura. Quindi digitalizzare chi? Digitalizzare la persona, quindi il nostro assistito, digitalizzare il familiare, l'assistente familiare, digitalizzare la comunità, le associazioni, chi si comunque supporta nel piano assistenza, digitalizzare gli operatori che devono diventare formatori. Cioè sono gli operatori che devono poi prendersi questo ruolo di formare i familiari, di formare gli assistenti sanitari e quindi loro a sua volta devono essere ben formati nell'ambito della digitalizzazione. Ecco, questo è un contesto, è una sfida negli anni futuri, è una sfida che però dobbiamo raccogliere perché il piano sanitario sta investendo tantissimi soldi sulla digitalizzazione, poi ne parleremo anche nelle applicazioni che ci sono e quindi gli operatori, coloro che si prendono cura delle persone, devono correre a formarsi, ad autoformarsi, a acquisire competenze per essere subito pronti a fianco e proprio mettendo la persona al centro, come diceva anche Marinella. Bene, mi sembra molto interessante questa, come dire, nuova, forse non ci avevate mai pensato, che nel vostro futuro anche voi potrete diventare dei formatori, nel senso che è bellissimo questo concetto, quando voi sarete in possesso di buone competenze digitali e capaci di interagire, sarete anche in grado di supportare i familiari nel insegnare loro alcuni metodi e strumenti e ad utilizzare metodi e strumenti digitali. Questa è una cosa che fino a qualche mezz'ora fa non immaginavate di dover fare in futuro. A questo punto mi pare importante fare l'ulteriore passaggio. Innanzitutto capire che questa figura è presente in tutta Europa, che la digitalizzazione non è un problema solo italiano, anche se poi scopriremo che i dati ci dicono che siamo sicuramente in fondo alla graduatoria, ma che comunque è un problema comune e scopriremo come il progetto che sta seguendo Silvia permetterà nell'arco di 2 anni di avere a disposizione degli strumenti, come dire, internazionali condivisi e quindi mi permetto di anticipare già qualcosa, l'appuntamento ce lo diamo già fra 1 anno, quando il progetto internazionale arriverà alla propria conclusione e ci auguriamo che al prossimo job si possano presentare i risultati finali. Intanto la parola a Silvia che ci presenta il progetto, che si chiama DMICARE. Grazie mille e grazie Marinella, grazie Andrea di avermi coinvolto in questo bellissimo evento. È un piacere presentarvi il progetto di DMICARE, Digital Mindset for Carers, di fronte a questo pubblico numeroso. È un progetto che non solo vede ENAIP Veneto come partner, ma anche come protagonista nella realizzazione proprio in prima fila dei risultati.
È un progetto Erasmus Plus, per chi non è molto pratico sono dei progetti di mobilità e cooperazione internazionale finanziati dalla Commissione Europea. È un progetto che è partito un anno fa, a novembre 2022, e continuerà per un altro anno, quindi siamo esattamente a metà del suo sviluppo. Vede coinvolto insieme ad ENAIP altri 4 partner, quindi siamo in totale 5 partner europei provenienti da 4 paesi. Come potete vedere anche da questa cartina, ed è molto importante poi nella la prospettiva che viene data proprio ai risultati del progetto, l'Europa è coperta nel nord, il centro e il sud. Ci sono partner nei Paesi Bassi, in Danimarca, 2 in Austria, tra cui anche il partner che coordina appunto DimiCare, e poi ci siamo noi ovviamente in Italia. Allora, da cosa è nato questo progetto? Un po' come hanno già annunciato, insomma, gli speaker che mi hanno preceduto, 2 elementi chiave anche al centro di DimiCare: l'idea di cura, del prendersi cura, e l'impatto della tecnologia. Come l'impatto quindi della tecnologia, della trasformazione digitale sta influenzando, ma può anche essere di supporto alle attività di assistenza, non solo alle persone anziane, ma a tutte le persone appunto con disabilità o che necessitano assistenza domiciliare, assistenza a lungo termine. Quindi la crescente importanza delle moderne tecnologie, come queste possono essere di supporto all'assistenza anche mobile e stazionaria. Qua ci sono solo alcuni esempi: dalla robotica, la documentazione elettronica, la teleassistenza, le app ovviamente per l'assistenza, e come la tecnologia entra anche nell'ambiente di vita e può aiutare il miglioramento delle condizioni di vita del paziente e dell'assistito. Di fronte a questa trasformazione digitale ormai innegabile e dirompente, che sta coinvolgendo tutti i settori ovviamente dell'economia, questa trasformazione richiede lo sviluppo di competenze e quindi la necessità di sviluppare competenze digitali a partire dalle competenze di base anche per i professionisti della cura e anche caregivers informali. In questa presentazione io ho utilizzato soprattutto il termine professionisti della cura, professionisti dell'assistenza, però vedrete che anche i caregivers formali e informali sono tra i gruppi target. Attenzione, sono chiamati in causa però anche gli enti di formazione e i centri di formazione professionale, perché ovviamente nell'esigenza di fornire queste competenze è necessario che anche la formazione professionale si adatti nel mettere a disposizione, nel fornire insomma dei corsi e un supporto per lo sviluppo di tali competenze. Gli obiettivi del progetto sono sostanzialmente 2, che sono anche un po' gli obiettivi insomma di questo incontro, che rimanderà poi a un incontro insomma finale tra un anno. La sensibilizzazione, sensibilizzare appunto tutti i portatori di interesse del settore dell'assistenza. Chi sono i portatori di interesse? Siete voi, ma sono anche appunto i caregivers non professionisti, informali, familiari, ma sono anche i direttori o i responsabili delle risorse umane di centri, cliniche, case di cura, che quindi hanno a che fare con voi e lavorano direttamente con voi. Ma attenzione, sono anche i vostri stessi clienti, quindi i familiari o le persone di cui magari vi prendete cura, e come queste possono essere coinvolte e avvicinate all'utilizzo di qualche strumento digitale.
Quindi una sensibilizzazione di tutte queste figure, ma anche offrirvi proprio gli strumenti concreti per lo sviluppo di queste competenze digitali. Attraverso cosa? Un corso di formazione che poi vi presenterò brevemente, ma che presenteremo completamente fra un anno quando avremo completato il progetto. È un corso di formazione ad hoc con micro unità formative, facilmente accessibile e utilizzabile sul posto di lavoro. Come appunto vi anticipavo, chi sono le persone che vorremmo coinvolgere come utenti finali di questo progetto? Di nuovo appunto siete voi, quindi professionisti della cura, dell'assistenza, caregivers informali e familiari, oltre a voi ovviamente, e ci piacerebbe molto che foste coinvolti proprio come utenti diretti del corso di MeCare, ma anche i centri e gli enti di formazione professionale che possano includere magari nel medio periodo, diciamo così, questo corso nella loro offerta didattica, quindi la formazione professionale come fornitori di questo corso per lo sviluppo delle competenze. L'idea è che tutto quello che produciamo sia a vostra disposizione, spendibile e utilizzabile anche nel futuro dopo la fine del progetto. I risultati a cui vogliamo arrivare sono 3. Uno ve lo presenterò oggi, che è il Groundwork Paper, il DMeCare Groundwork Paper, che è sostanzialmente un documento di analisi sulle attuali tendenze europee per quanto riguarda la formazione e corsi sulle competenze digitali per i professionisti della cura e dell'assistenza, ma anche quali sono i percorsi di formazione per arrivare ad essere professionisti della cura e dell'assistenza. Vi presenterò, anche se è in lavorazione così, questo corso di formazione che speriamo possa essere integrato nella formazione iniziale ma anche nella formazione continua. E poi per l'ultimo risultato vi diamo appuntamento appunto tra un anno per presentarvi queste proprio unità di micro apprendimento. Noi le abbiamo chiamate così, micro learning units, quindi proprio degli assaggi, ecco, diciamo così, di formazione. In realtà quel termine assaggi sta per delle pillole di formazione che saranno disponibili su piattaforma online, ma soprattutto che consentono un apprendimento rapido, autonomo e sul posto di lavoro. Quindi anche se qualcuno di voi si trova ad avere delle esigenze specifiche proprio nel posto di lavoro, in una casistica specifica, può sempre far riferimento magari ad una unità particolare che possa risolvere il problema anche della situazione. Ecco, il primo risultato che vi volevamo appunto presentarvi oggi è questo DMeCare Groundwork Paper. È sostanzialmente un ebook, è il risultato di... Scusate che sposto, ecco, il risultato di una ricerca che abbiamo condotto nei paesi del partenariato, come vi dicevo. È una ricerca che ha sostanzialmente due binari. Prima una ricerca documentale nazionale, quindi legislazioni, offerte formative, proprio documenti pubblici, e una ricerca sul campo che abbiamo svolto appunto in Italia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Ricerca sul campo con 27 interviste qualitative, quindi per capirci con domande aperte e risposte libere, e poi un sondaggio online a cui hanno partecipato 31 professionisti. Le interviste le abbiamo rivolte soprattutto a OS, caregivers e
responsabili delle risorse umane di cliniche, centri e case di cura. E per quanto riguarda invece il sondaggio online, è stato distribuito proprio a OS e caregivers, giusto per capire. Adesso cerco di far partire l'ebook, o magari se dalla regia mi aiutano. No. Ok, perfetto. Ok. Allora, giusto per mostrarvi, l'ebook è in italiano ed è scaricabile dal sito del progetto di MeCare. Come potete vedere è scaricabile e stampabile. Ora io ve lo mostro direttamente, appunto, eccolo qui. Anche dal sito si può sfogliare davvero come un libro digitale. Qui trovate un po' quello che vi ho raccontato, quindi come è nato questa ricerca, che metodologia abbiamo utilizzato nei vari paesi. E pensavo insomma di scorrere questo documento per presentarvi le varie sezioni e poi rimando alla vostra lettura più approfondita ovviamente i contenuti. Abbiamo pensato come diciamo regola generale di offrirvi delle panoramiche su diversi argomenti legati appunto all'uso della tecnologia, le tecnologie esistenti, i progetti e la figura dell'OS e del caregivers nei diversi paesi, ma anche qual è lo stato dell'arte sull'uso della tecnologia nelle professioni dell'assistenza e della cura. Qui appunto adesso vi mostro la situazione dei vari paesi. Ci siamo soffermati soprattutto sull'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione chiamate TIC, e gli strumenti a supporto della gestione poi dell'assistenza come la documentazione elettronica, la videoconferenze, la telemedicina e i sistemi di assistenza tecnica per la sicurezza e la gestione della vita della persona che necessita cura e assistenza in casa, e poi tutte le applicazioni e gli strumenti che permettono di accedere alla sanità elettronica e appunto all'erogazione delle cure, anche le ricette per l'accesso ai farmaci. Non entro nello specifico nei vari paesi, mi soffermo solo sull'Italia, come potrete vedere insomma con più calma. Purtroppo è emerso dal confronto insomma con gli altri paesi che l'Italia è il paese dove c'è il livello più basso di come dire professioni più che professioni, assistenza agli anziani e alle persone con disabilità e assistenza a lungo termine è la minore istituzionalizzata, e quindi purtroppo quella di cui riusciamo meno ad accedere a dati sull'adozione e l'uso della tecnologia appunto l'assistenza agli anziani e alle persone bisognose. Anche se da un rapporto della Commissione Europea del 2020 è emerso anche che nelle case di cura in Italia esistono sistemi digitali necessari appunto soprattutto per le videochiamate o i contatti dei pazienti con l'esterno, ed è emerso anche la necessità di corsi di formazione specifici interni per utilizzare i gestionali e gli strumenti adottati da case di cura, cliniche e luoghi di degenza soprattutto a lungo termine. Poi questo studio vi presenta le varie tecnologie presenti in Europa, è una tabella dove trovate i link ai vari video di YouTube. I link sono le fonti diciamo originali, ma per ogni video potete scegliere anche i sottotitoli della lingua che preferite, quindi è tutto accessibile anche in italiano o appunto in altre lingue disponibili. Come vedete c'è una grandissima varietà
di tecnologie individuate, dalla robotica alle case intelligenti, smart home come si chiamano, l'uso dell'intelligenza artificiale. Qui abbiamo presentato una panoramica delle iniziative che ci sono appunto in Europa, i progetti e iniziative in Europa dedicate appunto a questo tema, che è molto sentito e molto presente, proprio perché si inserisce nel trend della trasformazione digitale, digitalizzazione, ma anche abbiamo offerto una panoramica dei progetti e delle iniziative nazionali. Qui partiamo con l'Austria, scorro per non tediarvi troppo, la Danimarca. Alcuni paesi hanno questi partenariati per la digitalizzazione che sono attivi proprio a livello statale. Abbiamo per l'Italia l'iniziativa del Ministero della Salute sulle strategie per l'informazione sanitaria elettronica, ma anche l'utilizzo di strumenti come Alexa Smart Properties for Senior Living. E questa iniziativa molto interessante, Domino Lab, che è un sistema hardware per la raccolta di dati ma anche app di un'azienda appunto italiana. Quindi procedo con la panoramica. Abbiamo voluto spiegare che cosa intendiamo per competenze digitali, quindi cosa vuol dire comprendere le competenze digitali e quali sono le competenze digitali di base. Questo è il punto di partenza anche del nostro corso, perché non è un corso che vuole creare dei professionisti informatici, ma vuole semplicemente dare in pillole le competenze digitali fondamentali e di base per il vostro lavoro. Sono qui appunto tutte spiegate, quindi che cosa intendiamo per alfabetizzazione digitale di base e che cosa c'è appunto in Europa da questo punto di vista. Torno un secondo indietro, anche qui trovate l'accesso a dei documenti sempre della Commissione Europea, dove vedete l'indicazione qui. Vi rimandano alla pagina in inglese, ma potete facilmente scegliere la lingua italiana e scaricarvi il documento in italiano. Mi soffermo solo su un dato che come è emerso dalle ultime ricerche, soprattutto del Digital Economy and Society Index, quel DESI, il 90% dei ruoli professionali richiede un livello base di conoscenze digitali, ma il 42% dei cittadini europei non ha competenze digitali di base, compreso il 37% dei lavoratori. Quindi questo è un tema generale che riguarda un po' tutte le professioni. Ecco, qui trovate tutti i grafici forniti dalla Commissione Europea. Entriamo poi più nello specifico che cosa fanno i vari paesi per lo sviluppo delle competenze digitali e favorire l'occupazione e in qualche modo la formazione dei lavoratori per adattarsi ai cambiamenti anche del mercato del lavoro. Eccolo qui, una mappatura delle varie coalizioni che ci sono nei vari paesi. Quella italiana si chiama Repubblica Digitale. Qui adesso entriamo più nello specifico invece del vostro lavoro, gli operatori sociosanitari. Abbiamo fatto una mappatura dei percorsi formativi nei vari paesi per assistenti domiciliari e operatori sociosanitari, e ancor più nello specifico come che rapporto ha questo lavoro e il percorso formativo per arrivare a diventare tali figure professionali con lo sviluppo delle competenze digitali. Eccoci qua, un altro dato importante è che il 61% dei professionisti dell'assistenza, insomma della cura, dichiara di non aver mai ricevuto una formazione specializzata sulle competenze digitali, soprattutto per far fronte al cambiamento fondamentale della trasformazione digitale. Quindi la nostra speranza è che il nostro progetto e soprattutto il corso, il DMI
Care Training Course risponda a questa esigenza, a questa necessità di formazione. Ecco, qui avete di nuovo una panoramica nei vari paesi di come i corsi sulle competenze digitali vengono forniti in particolare per gli operatori sanitari. Eccoci qua, e c'è ovviamente anche l'Italia. Purtroppo il riconoscimento ufficiale delle competenze digitali è limitato ai programmi di formazione altamente specializzati, però è anche vero, come un po' vi accennavo prima, che all'interno di specifici posti di lavoro come gli istituti di cura, le case di cura, c'è una formazione, potremmo dire informale e interna, per l'utilizzo di software specifici e monitoraggio delle consegne, lo svolgimento di specifiche attività degli operatori. Trovate una mappatura dei percorsi formativi formali e i vari regolamenti nazionali per le professioni sociosanitarie e assistenziali, che si inserisce ovviamente all'interno del quadro europeo delle qualifiche. Qua abbiamo spiegato che cos'è l'EQF, il quadro europeo delle qualifiche, e anche come sono definiti poi i risultati dell'apprendimento per arrivare a un riconoscimento ufficiale di queste professioni. Scorro di nuovo. Per l'Italia abbiamo presentato l'assistente sanitario, quindi l'operatore sanitario, e quindi diciamo la figura che ottiene un riconoscimento ufficiale attraverso l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sanitari e attraverso un percorso di laurea, ma anche abbiamo dedicato ampio spazio all'operatore sociosanitario OS di livello 2 EQF e l'operatore socio-assistenziale appunto come figura illustrata e spiegata qui. Abbiamo anche messo in evidenza come ci siano altri corsi professionali riconosciuti di livello EQF 3, l'operatore sociosanitario appunto, infatti, il corso per operatore di base, assistente sociale ausiliario e caregiver familiare. Qui procedo, tutti i dati sono riassunti in questa tabella, dove trovate per i vari paesi le diverse professioni e il livello di formazione, quindi formale, ufficiale, i compiti che devono svolgere secondo appunto il quadro europeo delle competenze e delle qualifiche e quale regolamentazione nazionale norma queste figure professionali. E in questa parte finale ho quasi concluso la presentazione di questo documento. Nella parte finale dell'ebook abbiamo concentrato delle raccomandazioni per professionisti, portatori di interesse, come che vi dicevo prima, nel settore della cura. Sono rivolte non solo a operatori sociosanitari e persone quindi che lavorano nell'attività di cura direttamente, ma anche a, come vi dicevo prima, a responsabili delle risorse umane, direttori di case di cura, cliniche e formatori, quindi formatori e i centri e enti di formazione professionale. Che cosa si può fare? Come può essere migliorata l'attuale situazione? Promuovere ovviamente la trasformazione digitale nel settore dell'assistenza con un ruolo maggiore e centrale dello Stato, ovviamente, quindi anche l'offerta pubblica, insomma, di corsi o l'integrazione di corsi come il nostro all'interno dell'offerta formativa pubblica e promossa, insomma, dagli enti di formazione professionale.
come sviluppare delle competenze digitali specifiche per l'assistenza tra gli operatori sanitari, quindi assicurarsi che anche queste figure professionali abbiano una conoscenza specifica e sufficiente, ma soprattutto è una cosa a cui teniamo molto, riuscire a comunicare i vantaggi dell'uso della tecnologia, come la tecnologia può essere di supporto al vostro lavoro. Questa è una cosa molto importante a cui teniamo molto. Ma come coinvolgere anche i clienti, come vi dicevo prima, nell'uso degli strumenti digitali, perché non è soltanto l'operatore che utilizza tutti gli strumenti tecnologici e digitali, ma come anche i familiari, i clienti, gli assistiti possono essere coinvolti, e ovviamente è importantissimo tutto quello che riguarda gli aspetti etici del digitale, quindi grande attenzione alla protezione dei dati e alla gestione di password e ovviamente i diritti d'autore dell'identità digitale. Questo in particolare è un topic, un tema specifico, un'unità, proprio un modulo specifico del nostro corso di formazione. Trovate appunto una griglia riassuntiva sulle competenze digitali, che poi sono gli argomenti anche del nostro corso, e questo è il partenariato di MeCare. Tornerei alle slide con l'aiuto della regia. Ok. Questo era proprio per farvi vedere come vediamo se riesco io a tornare alle slide. No? Ok, perfetto. E questo era per farvi vedere come questo documento è facilmente scaricabile, consultabile dal sito del progetto. Non so se riesco ad andare avanti. Ok. Perfetto. Volevo anche introdurvi al secondo risultato a cui stiamo lavorando. Vedete il segnale lavori in corso perché non tutti i moduli sono completati, quindi non posso neanche presentarvi le sottounità, insomma, solo il tema generale dei moduli. Inizieremo con le competenze digitali di base, dalla comunicazione alla creazione di contenuti, alla piccoli suggerimenti per risolvere i problemi tecnologici un po' che abbiamo tutti quando maneggiamo con computer, tablet e telefoni, ma entreremo nello specifico con una tecnologia specifica per l'assistenza, in particolare le app che possono esservi utili, come poter supportare i clienti, quindi i vostri assistiti, nell'uso di questi strumenti digitali, dal consultare la cartella clinica. Adesso non c'è più sanità chilometro zero, ma ci siamo capiti insomma a cosa mi riferisco, al poter fare videochiamate con i medici, a poter scaricare ricette per le medicine, ma anche supportare i clienti a chiamare magari il familiare e chiamare direttamente il medico. E poi, come vi dicevo, un modulo dedicato alla protezione dei dati. Saranno disponibili materiali, saranno soprattutto PowerPoint, ma anche video sempre accessibili, piccoli quiz molto semplici ed esercizi. Tutto si concretizzerà in microunità da 1 a 5 minuti. L'idea è quella di fare un corso sempre accessibile, ma soprattutto accessibile sul posto di lavoro, autogestito, a cui potete accedere in maniera autonoma e rapida. Questa è l'idea. Io concludo lasciandovi a questo appuntamento il prossimo anno, speriamo insomma al Job Orienta 2024. Vorremmo organizzare l'evento finale di MeCare e soprattutto presentarvi i risultati finali del progetto, mostrarvi il corso, farvi vedere insomma qualche esempio del corso in maniera concreta. Io vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i nostri contatti, io sono Silvia Badone e insieme alla collega Viviana Carraro in ANEP Veneto ci occupiamo appunto di MeCare. Lascio la parola quindi a Andrea. Allora,
Riprendo io, mi sembra molto, molto interessante quello che ci è stato presentato e direi che l'invito è un compito che vi assegniamo per casa, scaricatevi il manuale così avrete modo di approfondire l'escursus che per necessità di tempo è stato presentato. L'appuntamento è sicuramente fra un anno, quando potremmo anche utilizzare, usufruire dei materiali e degli strumenti che verranno proposti. Ma la sfida che il progetto stesso ci lancia, quanto l'ente di formazione professionale deve essere impegnato, ci lanciano entrambi i relatori, è quanto un ente di formazione debba sentire proprio perché condivide quello slogan Human Tech, quanto un ente di formazione debba sentirsi impegnato. E noi ne parlavamo con un nostro formatore e penso che lanceremo sicuramente, anche sulla scia di quanto avverrà fra un anno nella presentazione degli strumenti di DiMiCare, lanceremo dei corsi specifici di educazione digitale rivolti particolarmente a professionisti come voi diventerete, chi più a breve, chi un po' più lontano nel tempo. E la cosa interessante è l'idea che ci è venuta e che potrebbe essere un corso di educazione digitale, di acquisizione di competenze digitali in cui operatori sociosanitari possono formarsi insieme ad altre figure professionali della formazione, per esempio, dicevamo, agli infermieri. Forse sforeremo di qualche minuto, però mi sembra importante concludere con quanto continuare anzi nel nostro webinar con quanto ci diceva l'agenda. Adesso Andrea rifocalizzerà l'attenzione sul significato di educazione digitale per le professioni come la vostra. Per inciso, la vostra qualifica, quando Silvia parlava di EQF, non so se ricorderete, la vostra è una qualifica EQF3 che è riconosciuta a livello europeo. Come dire, se vi verrà voglia di andare a lavorare in Germania, in Francia, il vostro titolo è un titolo spendibile, appunto perché ha un riconoscimento, diciamo, europeo a livello europeo. Allora, lascio la parola ad Andrea che si concentrerà e sintetizzerà, anche per quanto possibile, il significato di educazione digitale, anche con degli esempi. Però mi giunge voce che c'è anche qualche domanda già. Sì, cercherò di non farvi sforare più di tanto, quindi lancerò alcuni slogan. E interessante, vedete, io ho vissuto questo passaggio perché da ex direttore di RSA e l'ingresso della digitalizzazione all'interno delle strutture come le residenze sanitarie avviene una decina d'anni fa, quindi non stiamo parlando di tanto tempo, con i primi strumenti informatici, perché io nei corsi OS iniziali, quando spiegavo gli strumenti informativi ai vostri antenati OS, spiegavo l'uso della lavagna, l'uso della cartella integrata, cioè erano tutti documenti cartacei che l'OS doveva compilare per documentare l'agire professionale. Oggi invece l'OS utilizza delle cartelle sanitarie elettroniche, però una domanda, una sfida, eccola qui la prima: quanta formazione fanno gli OS all'interno dell'RSA per utilizzare al meglio questi strumenti? Questa è una provocazione, una domanda. Quanto invece sarebbe importante inserire prima nel percorso o comunque durante queste competenze proprio per arrivare anche ad utilizzarle? Perché vedete,
la documentazione sanitaria, lo studiate, insomma, lo sapete, è un elemento importante perché documenta l'agire e la presa in carico, no, professionale, e quindi tutto questo è all'interno di documenti digitali che l'operatore professionista deve sapere utilizzare. Quindi la sfida della digitalizzazione è quella di saper utilizzare al meglio quelle che sono le piattaforme per la raccolta delle informazioni, okay, che riguardano l'assistenza e la presa in carico, perché poi le sfide future, quando noi parliamo di intelligenza artificiale, no, nell'ambito della sanità, ma voi sapete l'intelligenza artificiale non può lavorare da sola, cioè non è che si inventa le informazioni, l'intelligenza artificiale va a pescare le informazioni che i professionisti hanno già registrato all'interno delle piattaforme, elaborarle e quindi poi dare un prodotto. Ma se noi siamo ancora indietro, dobbiamo ancora inserire quelle che sono le informazioni digitali all'interno della struttura, come fa l'intelligenza artificiale ad operare? Quindi dobbiamo sforzarci a iniziare questo percorso come professionisti, e questo è un lato della digitalizzazione. L'altro lato invece è quello che parlavamo della vicinanza al caregiver, dove noi quindi abbiamo le competenze per poter aiutare il familiare ma anche l'assistito stesso a compiere, e nel profilo, vedete, guardatelo bene quando leggete il vostro profilo, l'OS aiuta il proprio assistito nei bisogni di base ma anche nelle attività a domicilio. E quindi se l'OS lo portava alle poste ad esempio o al comune, adesso molte di queste operazioni vengono fatte tramite le apparecchiature digitali, quindi un ritiro di esami, no? Quindi la possibilità di scaricare a domicilio degli esami ematici già eseguiti, la possibilità di prenotare delle visite, la possibilità di fare, e quindi andiamo oltre, anche un teleconsulto con chi? Con un medico a distanza, con un personale, quindi un professionista sanitario a distanza. Cioè queste sono le sfide per le quali l'operatore, quando poi si occupa sia nell'ambito dell'ospedaliero residenziale, nel registrare le informazioni attraverso l'utilizzo corretto degli strumenti, a domicilio nel supportare quindi l'assistito e i caregiver nell'utilizzo di applicazioni, quindi app, anche solo nel cercare all'interno di siti internet quelle che sono informazioni importanti e quindi guidarlo in una corretta ricerca. Non so, quindi ci sono molte associazioni riconosciute a livello nazionale che si occupano della gestione, ad esempio l'AISLEC, della gestione delle lesioni da decubito a domicilio, che mettono a disposizione nel loro sito delle brochure proprio per i familiari. Ci sono molti approfondimenti nei siti del Ministero della Salute che possono essere utilizzati dai familiari, e quindi utilizzo di siti sicuri, no? Di siti importanti, quindi di non affidarsi al dottor Google che un po' racconta quello che vuole. E dall'altra parte la lancio qui come provocazione, ad esempio siamo partiti con un progetto, io sono partito con un progetto proprio si chiama Salute in Capsule, cioè una vera e propria educazione sanitaria tramite l'utilizzo dei social network, e quindi delle piccole capsule che indirizzano principalmente l'assistito nell'andare a ricercare le informazioni corrette, a rivolgersi al professionista corretto e quindi di affidarsi a quelle che sono, cioè di non sentirsi solo, ecco, questo è l'obiettivo principale, la tecnologia al servizio dell'assistito, ma per utilizzare al meglio la tecnologia dobbiamo noi, professionisti sanitari, essere i primi a saperla utilizzare. Mi pare che stiamo chiudendo il cerchio, abbiamo raggiunto l'ora che ci eravamo programmati. Questo è il momento di lasciare la parola a voi. Spero che siamo riusciti a creare curiosità, interesse, ma anche una sfida per il futuro. Certamente si aprono orizzonti estremamente interessanti. Mi veniva in mente, ne parlavamo con Andrea, leggevo un articolo sui farmaci digitali, che sono un'altra frontiera con la quale andremo a fare i conti prossimamente. Allora, la richiesta è, c'è qualcuno che vuole porre soprattutto ad Andrea e a Silvia qualche domanda, qualche curiosità, qualche approfondimento?
Prego. Questa volta tengo io. Sì, bene. Volevo chiedere, allora questo può aiutare anche nel fatto di poter maneggiare meglio, che ne so io, le carrozzine più per i disabili oppure anche i letti che sembrano tutte computerizzate da qualche parte e non sapendole usare naturalmente uno non è preparato. Penso che anche questo è molto interessante. Beh, io credo che sia solo da ringraziare una domanda di questo genere, perché apre a un altro orizzonte, le tecnologie che esistono negli strumenti presenti. Giustamente di fronte a un letto estremamente tecnologico forse qualche competenza digitale la devo avere. Una carrozzina sembra non dico un'astronave, ma quasi. Cosa penso che possa... Scusate, sicuramente oggi, come si diceva, la teleassistenza e la telemedicina, cioè ci sono delle apparecchiature che vengono lasciate a domicilio dei nostri assistiti e che vengono controllate da remoto e quindi quella tecnologia deve essere ben monitorata. È vero che viene fatta un po' di formazione al familiare, un po' di formazione all'assistito, però l'OS che entra a domicilio, che si ritrova questa tecnologia a doverla utilizzare o comunque monitorare, deve conoscerla e deve sapere anche come utilizzarla al meglio. Okay, perché altrimenti poi non si chiude l'anello, no, di collegamento. È un'altra sfida per un ente di formazione ad occuparsi anche di questo. Mi sembrava ci fosse un'altra... Volevo chiedere, nelle RSA o case di riposo sono stati inseriti di scrivere le consegne digitali, ma magari non si potrebbe tipo integrare magari dando direttamente l'app nel telefono degli operatori e quando si va all'interno della stanza a scrivere direttamente la consegna di ogni singolo paziente senza aspettare la fine del turno. Beh, adesso vorrei ricordare che non stiamo facendo una lezione al corso per operatori sociosanitari. Per cui io non saprei da che parte rispondere, ovviamente. No, penso neanche Silvia, quindi Andrea tocca a te. Grazie, sempre. No, do io, è semplice. Allora ci sono diversi software, ok, che si occupano di questo. Ce ne sono alcuni che danno la possibilità, dando un accesso, una password ad ogni operatore, di accedere anche con il proprio cellulare e quindi poter autogestire. Perché? Perché limita l'accesso alle specifiche del ruolo e del profilo e quindi l'operatore può scrivere determinate cose, il medico ne può scrivere altre, l'infermiere altre, cioè può accedere a delle parti. Ci sono invece altri gestionali che purtroppo non prevedono questo e quindi ci si deve ritrovare alla fine turno nel... Ma io sono contento di questa domanda perché tu dai già per scontato l'uso di questa tecnologia. Fidati che molti colleghi non sanno nemmeno come inserire la password per poter accedere all'interno di queste strutture e quindi inserire e altrimenti o la perdono, non riescono a scrivere, non riescono a salvare i dati, non riescono a caricare le informazioni, cioè c'è una disomogeneità di competenze elevata, molto elevata su questo contesto e quindi bisogna prima arrivare a un equilibrio per poi poter utilizzare al meglio anche le potenzialità di queste tecnologie, che ne hanno parecchie comunque. C'è qualche altra? Sì, grazie. Io invece volevo chiedere a livello di caregiver come noi OS potremmo andare a supportare, insegnare ad utilizzare questi strumenti digitali presso le abitazioni che presumibilmente insomma sono persone che hanno delle culture molto base per cui e non avranno tutti gli strumenti come potremmo avere nelle varie strutture. Ecco, noi come potremmo fare per aiutarli in questa situazione?
Altra domanda mi pare estremamente interessante, nel senso che diamo per scontato che loro debbano avere ed acquisire delle competenze digitali, ma se poi io entro in una casa e non c'è una connessione internet, questa è una bella domanda, ma scarico sempre su di loro la risposta. La palla. Grazie di questa domanda, e un po' si inserisce anche alle altre che sono appunto giunte. Il corso che vogliamo proporre col progetto di MeCare, infatti, oltre ad avere dei contenuti specifici per la cura, parte proprio dagli strumenti che ognuno di noi ha a casa e quindi anche l'assistito può avere a casa, o magari al caregiver con questo corso possono venire in mente delle app o degli strumenti che non conosceva prima, come anche il modo di salvare le password e ritrovarle facilmente per inserirle nella cartella clinica, come usare un touchscreen per esempio, che nel caso appunto della prima domanda è molto nello specifico, però magari non sono contenuti dati per scontati, quindi l'idea è quello proprio di partire con gli strumenti che abbiamo tutti, dalla chiamata in WhatsApp al come diciamo collegarsi per la linea internet, se abbiamo bisogno di stampare. Faccio veramente degli esempi proprio base. In questo modo, assorbendo, e magari alcune conoscenze e competenze si hanno già, si possono facilmente trasmettere e coinvolgere anche i familiari e gli assistiti in questo. Questo è il punto di partenza, e poi si cercherà di entrare nello specifico. Ovviamente è un corso disponibile nei vari paesi del progetto, quindi ci saranno magari delle indicazioni più generali e non l'utilizzo della carrozzina o del letto specifico che usiamo qui in Italia, però esattamente. Spero di aver risposto. Sì. Poi a me veniva anche in mente che probabilmente il PNRR, tra i vari le risorse, probabilmente potrà pensare, non lo so se già ci sarà, a implementare le tecnologie anche all'interno delle abitazioni laddove ci sono delle persone che non sono autosufficienti. Quindi anche in questo senso la tecnologia e la digitalizzazione potrà essere importante. Speriamo qualcuno ci abbia pensato. C'è qualche altra domanda? Bene. Vi ringraziamo, grazie di essere stati qua con noi. Grazie mille. Grazie a tutti voi. L'appuntamento è comunque a voi, che fra un anno sarete già operatori sociosanitari, già impegnati con un contratto, già nelle strutture che vi accoglieranno, però speriamo troviate il tempo per venire a ritrovarci per un'oretta anche l'anno prossimo. Noi vi informeremo. Grazie e buona serata.